Sono passati 1634 giorni da quando i veneti hanno detto la loro sull'autonomia della regione. Ma sono questi i giorni e i mesi che potrebbero essere decisivi per il percorso autonomista del Veneto e delle altre regioni interessate. Dalla storica sede di Padova il Partito Democratico lancia una serie di proposte per superare i pantani degli ultimi 4 anni e mezzo, in una logica contrapposta rispetto a quella che sinora è stata la madre di tutte le battaglie. Per noi l'autonomia è un valore che non può essere considerato una bandiera ideologica da sventolare, ma piuttosto un mezzo attraverso il quale erogare ai cittadini dei servizi più efficienti. E quindi abbiamo detto dobbiamo uscire dallo stallo. Sono passati 4 anni da quando si è fatto quel referendum, da quando si sono fatte altre intese e in questo momento è necessario cambiare rotta e come Partito Democratico abbiamo voluto dire come si può fare. Ecco la nuova strada. Una legge quadro sulla quale il ministro Gelmini sta già lavorando in modo che l'obiettivo sia condiviso dalla più ampia maggioranza possibile. Anche la Regione deve fare la sua parte. Questo scorcio finale della legislatura, dopo 2 anni di pandemia, può essere utilizzato perché 2 anni di pandemia dimostrano che è necessaria una leale collaborazione tra Stato e Regioni e perché esiste una maggioranza parlamentare molto consistente che sostiene il governo Draghi che potrebbe dare una spinta alla realizzazione di questo obiettivo. Noi ci siamo in Veneto, ci siamo a livello nazionale. E questa discussione non riguarda una sola persona, riguarda tutti i veneti e noi pensiamo che debba essere improntata innanzitutto all'interesse dei cittadini veneti, delle forze sociali, delle imprese a favore della struttura produttiva della nostra regione. Una strada che si allontana anche dalla delega sulle 23 materie di cui molto si è parlato negli ultimi anni. Si può fare innanzitutto abbandonando il feticcio delle 23 materie che devono essere, secondo il Veneto di Zaia, realizzate tutte subito, ma individuando alcune materie sulle quali concentrare l'iniziativa e anche pensando che le risorse finanziarie debbano essere date per l'erogazione di quelle materie. Quello che riusciamo a risparmiare perché facciamo meglio ce lo teniamo in Veneto. Sono 7 le materie individuate dal Partito Democratico del Veneto. Il lavoro e le sue politiche, la formazione e l'istruzione, l'internazionalizzazione delle imprese, il governo del territorio sui fronti della rigenerazione urbana e del rischio sismico. Una discussione che per il PD va riportata a Palazzo Ferrofini nella sede del Consiglio regionale, con la creazione di una commissione speciale per l'autonomia. Abbiamo proposto anche la costituzione di una commissione speciale nel Consiglio regionale per fare in modo che si riapra seriamente il percorso su questo tema